Ma voi o sapevate che all'inferno della Bibbia era una discarica di monnezza dove stavano i carogni dell'animale, l'osso, le pecore, le vacche, e pure l'assassino morto, la carne putrefatta, e appicciavano tutte cose, e tutto fedeva con mammò, in una vallata che chiamavano Ennom, fuori il porto di Israele. E quando la vallata tenimmo noi, e quando la fuoco per bruciare, per pulizzare, e quando scendere, quando scendere, quando scendere. E sto fuoco ci scarfa o ci brucia. E st'inferno ci brucia o ci scarfa. E hanno pure acceso a Pietro, o Rom. È rimasto in terra come una prete. Pietro. Una città del Papa che ha perso la cupola di San Pietro. Pietro. Il curatella della fisarmonica che si sono studiate. E suonava funicolì, funicolà, funicolì, funicolà. E mo' i noduli sono rimasti in canna. Non scendono più che parole. Stanno zitte e mute, in da bocca inserrata. Sono Rom, mi chiamo Petro, sono io birlandeano, sono Petro e sto morendo, e mi cerco tra i ricordi, sono a terra tra le pietre, e mi canto ninna nanne, per dormire e non morire per sognare, ho paura di sparire. Io suonavo a Monte Santo, non li ho visti sotto i caschi, non li ho visti tra la folla impazzita di paura, sono io birlandeano, sto muovendo, sto morendo. Capire cosa ho fatto, per capire cosa ho detto, non li ho visti sulle moto, no, non ho visto le pistole mitragliette tra la gente. C'è chi vive le ore qua giù, chi li guarda nel sonno chissà, c'è chi parla in silenzio lassù, chi ispira la sorte sarà. Chi scansa per paura, sono Rom, mi chiamo Petro e suonavo a Monte Santo per viaggiare nelle strade, per sognare, per mangiare con la bocca e con la voce un proiettile per caso che bucava tutta l'aria, è arrivato su di me, ha bruciato i miei pensieri ed ha spento le mie note. Uno, lo scandalo dell'immondizia, e forse prima ancora l'uccisione del rumeno sotto la funicolare di Montesanto. Il rumeno era anche Pulcinella, e Pulcinella è diventato anche il rumeno. Sicuramente ritengo che ci sia un passaggio tra vasi comunicanti, sono sia Pulcinella sia il rumeno due persone che cercano di vivere in qualche modo.
come il sesso comprato dal potere comprato, e si consolano sul vitello d'oro ubriachi e furbi, miseri e stolti. Dove sta questo presepe? Nel rap di Scampia che dice non canta, trottola e non balla, nel ritmo compresso di Spirale, perché la Corea è il ballo di San Vito e non cerca il miracolo. Nel fumo dell'incenso, nella 167 di ladri tossici e camorra, nel grido nero dimenticato, nel ballo del dolore, nel canto della rabbia, nella terra che non ha lavoro né memoria. Dove sta questo presepe in una melopea di cantilena ferma, nell'oblio giallo e rosso della Catalogna, nella pietà di una Maria del popolo? Ma il personaggio farsesco io in questo lavoro l'ho voluto riscrivere, l'ho fatto diventare un Pulcinella dissidente, proprio perché in Pulcinella si concentra tutto il senso profondo della città di Napoli, dalle antiche Atellane fino ai giorni nostri. Non ho voluto più far sorridere Pulcinella, farlo essere qualunquista, populista. Questo è il motivo per cui io ho voluto scrivere questo dramma cantato con rabbia e con amore. Nel profondo di ogni cittadino, nel profondo di ogni individuo che bisogna che si ricominci a risalire. Ecco perché Pulcinella diventa poi il simbolo di tutti noi, e se comincia lui si spera che dietro di lui ne vadano tutti quanti. Ingoiare stelle guizzanti di fiumi placidamente vissuti, sospendere attese nel silenzio dell'acqua notturna.